I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti. Così ieri sera davanti ai giornalisti il premier Conte illustrava il primo punto dell'articolo 1 del nuovo DPCM che dava ai sindaci la facoltà di chiudere strade o piazze alle 21 in caso di assembramenti. Dava perché nel testo definitivo la parola sindaci non compare più, creando un vuoto relativo a chi spetterà ora la decisione di prendere un simile provvedimento. La sostanza comunque non cambia, spiega il presidente Anciveneto Mario Conte che attacca. Se lo Stato vuole chiudere deve assumersi la responsabilità di chiudere e non scaricare le responsabilità sui sindaci che poi devono dare risposte concrete e immediate ai cittadini che ci vengono a suonare il campanello del municipio. Una forma di autonomia che non convince i sindaci perché per attuarla, spiega Conte, ai primi cittadini devono anche essere dati dal governo gli strumenti per mettere in atto i controlli richiesti. Però deve essere seguita da degli strumenti che ci consentono anche di poter monitorare e attuare quelle che sono delle iniziative molto forti per il nostro territorio. Noi crediamo che in questo momento, soprattutto nelle nostre zone, ci siano le condizioni per poter continuare a lavorare in sicurezza e quindi non vogliamo assumerci responsabilità di questo tipo che graverebbero tantissimo sull'economia delle nostre aziende. Io credo che lo Stato che sta gestendo questa situazione debba dare strumenti ai sindaci per poter collaborare attivamente alla gestione sanitaria di questa emergenza. Non basta semplicemente delegare la possibilità di chiudere i locali. La volontà dei sindaci, quindi, è quella di proseguire quanto fatto in questi mesi, ovvero l'azione di informazione nei confronti dei loro concittadini. Noi continuiamo l'azione di sensibilizzazione, noi continuiamo questa grande sinergia con le attività produttive, con le associazioni di categoria, con i cittadini per sensibilizzare, per far capire l'importanza di seguire le regole, l'importanza di utilizzare mascherina, il distanziamento sociale, sanificare le mani, però se lo Stato decide di chiudere deve assumersi la responsabilità e non può scaricare nei sindaci questo onere. Noi non siamo dei parafulmini dei problemi di questo governo.